19 anni il Barisardo torna a giocare in eccellenza tra le mura di casa contro un Carbonia che esordisce in questa stagione conoscendo bene la categoria. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti al Comunale Circillai di Barisardo per seguire la seconda giornata del campionato eccellenza in Sardegna tra Barisardo e Carbonia. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Luca Tocco. Inizia oggi il campionato del Carbonia che ha subito riposato durante la prima giornata, dove il Barisardo ha conquistato i primi 3 punti della stagione, l'unica squadra ad aver vinto in trasferta durante il primo turno contro il Bosa del presidente Marco Neitana. Oggi gioca invece tra le mura di casa, come ho detto in precedenza, dopo ben 19 anni. Ma andiamo a vedere quelle che sono subito le formazioni, partendo dalla formazione del Barisardo di Claudio Bonomi con un 4-3-3 in porta Daga. In difesa a partire da destra verso sinistra Frederic, Petit, Sanchez e TS, a centrocampo Sacco, El Khattabi e Camara. Il tridente d'attacco è composto da Bitep come punta, alla destra Castaldi, alla sinistra Muggiano. Dall'altra parte le scelte del Carbonia di Maurizio Ollargiu con un 4-3-3 a rombo, Alcaraz in porta. Nelle corsie laterali Cocco e Carta con Ernesto e Santiago a fare i centrali difensivi. Davanti alla difesa Chidi Chimo, Cordoba, Dore sugli esterni, Porcheddu trequartista e le 2 punte saranno Romanazzo e Pitanza. Gli arbitri di questo pomeriggio sono Giuseppe Cozzolino, primo arbitro, assistente numero 1 Michele Acciaro, assistente numero 2 Andrea Orru. Entrano le squadre in campo con gli applausi anche del pubblico, numeroso, abbastanza numeroso, da parte del Barisardo, che quest'anno ha costruito una buona squadra, cambiando anche 7 giocatori importanti. Riusciremo anche a vedere tanta qualità, vista anche la prima partita vinta a Bosa, con un Bosa che conosce anche bene la categoria, arrivata quinta in classifica l'anno scorso. Il Carbonia invece ha fatto abbastanza punti nello scorso campionato, 63. Il saluto tra i 2 capitani. È tutto pronto per incominciare. Il primo movimento verrà dato dalla formazione di casa in maglia blu, attacca da sinistra verso destra, maglia bianca invece per gli ospiti, il Carbonia che attaccherà da destra verso sinistra. Alta la linea del Barisardo, ancora un momento perché c'è qualche problema alla rete dei pali di Alcaraz. Ne approfittano invece i giocatori del Barisardo per girare palla, e dunque dicevamo che c'è stata una rivoluzione completa quest'anno per portare avanti una squadra che manca da 19 anni in questa categoria di eccellenza in Sardegna. D'altra parte il Carbonia invece esordisce oggi dopo aver riposato durante la prima giornata che non ha visto pareggi, ha visto soltanto vittorie e sconfitte per tutte le squadre. Il Bosa, che dunque, come abbiamo detto anche in precedenza, ha perso contro appunto il Barisardo, oggi gioca a Villa Cidro. Il Barisardo che invece ha vinto la promozione del girone B l'anno scorso. Un Lipunti che comanda al momento la classifica di eccellenza con una bella vittoria contro il Villa Simius, anche essa neopromossa in eccellenza, 5-3. Bisogna attendere ancora qualche minuto prima che inizi il match. Ha rischiato anche il Barisardo di poter arrivare secondo nel campionato scorso, perché con l'Idolo c'è stata anche tanta concorrenza. 2 punti di distacco hanno permesso alla formazione di casa di salire in una categoria importante. Carbonia che sicuramente ha esperienza, ha giocato tanti anni in eccellenza, e mentre passano i minuti gli altri campi sicuramente
hanno già iniziato a giocare qui. Ne approfittano invece i ragazzi per muovere palla. Stop abbastanza lungo. Andiamo a vedere invece un po' quella che è stata la stagione del Carbonia l'anno scorso, con una posizione ottava a fianco al Bosa, 53 punti con 13 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte. Una stagione abbastanza normale, rischiando anche forse di arrivare un po' più in alto, perché tra loro Gafoi, San Teodoro erano tutti lì vicine le squadre. Diventa anche molto competitiva questa categoria. Ma se parliamo anche di promozione, ci sono squadre che hanno speso grandi cifre, come il Monastir, che quest'anno ha costruito una grande squadra proprio per risalire in questa categoria. Sarà veramente difficile pronosticare chi tornerà in promozione o chi ci rifinirà dopo diversi anni, perché comunque si stanno tutte impegnando, anche se siamo solo alla seconda giornata. Per iniziare allora il match, tra pochi attimi arriverà il fischio dell'arbitro Cozzolino. Che guarda il cronometro, fischietto in bocca. Inizia adesso Barissardo Carbonia, il primo pallone giocato subito in avanti, colpo di testa sulla sinistra. Ties ha provato, andrà a battere questa rimessa. Movimento di Sacco, ancora Ties con le mani, trovare Muggiano, spalla alla porta, si gira, il primo contatto non viene giudicato irregolare dal secondo l'arbitro. Chidi Chimo, palla in avanti, subito allontanata. Duello sto campo, poi recupera palla il Carbonia che manda in avanti. Di testa Petit, Sacco, Petit giù, non riesce ad agganciare il Cattavi, allora Camara e il Cattavi gioca all'indietro. Petit, Frederick da solo, l'1-2, ancora il pallone per Castaldi. Bitep non riesce ad agganciare, recupera il Carbonia che riparte da dietro. Wojcik, Alcaraz, Brelli, Wojcik col sinistro, male, trova Castaldi, centrocampo, primo contatto, primo fallo commesso da Romanazzo, una delle due punte del Carbonia. Riparte Petit, Ties, Muggiano si deve girare contro Cocco, alla fine recupera palla Porcheddu. Eccolo lo spunto da parte di Pitanza che va sulla sinistra, chiuso bene da Muggiano che riesce anche ad evitare la rimessa laterale, vuole guadagnare la rimessa dal fondo, ci riesce con gli applausi anche del pubblico di Barissardo. Sono passati solo 2 minuti, risultato di 0-0 tra Barissardo e il Carbonia. 4 occasioni, una più bella dell'altra. Daga, la gioca vicino, Petit. Gianni ha fatto una doppia. Ties, anzi Frederick, chiedo scusa. Camara, il Caibi, ancora Camara a centrocampo, fallo da parte di Chidikimo, calcio di punizione, approfitta il Carbonia per rallentare un po' il gioco. Eccolo Ties,
l'imbucata a cercare il compagno obiettivo. Alla fine il pallone arriva ancora dalle parti del 2 che riesce a stoppare, però favorendo il possesso a Romanazzo, che si guadagna un calcio di punizione a centrocampo. Prime polemiche in campo. Chi di Chimo sventaglia subito dalle parti di Pitanza, poi col destro ha provato Cordova, palla che arriva dalle parti di Daga con molta facilità. Frederick, BTF, spalla alla porta, viene chiuso. Sacco, Camara allarga bene sulla destra. Castaldi 1 contro 1. Castaldi, eccolo Sacco in sovrapposizione in area di rigore. Sacco sbaglia il tocco, ha esagerato qui, forse poteva mettere un pallone in mezzo, ha preferito la giocata sul difensore centrale Wojcik, che poi va al confronto col numero 10 del Barisardo. Primo spunto allora dei padroni di casa. Alcaraz, Wojcik, Alcaraz, la gioca lì vicino, Brailly, palla centrale buona per Porchedo che si gira al lancio sulla destra, c'è però un contatto a palla lontana, allora calcio di punizione. Sanchez, Ties, ancora Sanchez, male, serve Tore che va dentro, Petit in rimessa laterale, anzi sempre Sanchez a rimediare questa volta, le parti di Cocco che va a battere con le mani. Dore ancora verso Cocco contro Muggianu, Cocco con la testa, palla che esce, sarà rimessa dal fondo, lo spunto di Cocco sulla destra, il terzino destro del Carbonia che rientra in posizione. Daga con tranquillità va a battere. Sanchez, ancora Daga, alza il pallone verso Ties che viene attaccato fallosamente da Cordova, calcio di punizione ancora per il Barisardo, sempre possesso bianco-blu. Castaldi chiuso bene l'intervento di Carta, arriva da dietro Sanchez che poi in progressione da solo viene chiuso ancora una volta da Cordova, stavolta tiene fischiato il fallo senza cartellino, richiesto anche dai giocatori del Barisardo. Gioca subito Camara, Muggianu, sovrapposizione di Frederick che viene servito, Frederick sulla sinistra, riesce a rientrare, poi palla dietro, Muggianu va sul sinistro e viene chiuso all'ultimo, al momento del tiro da Brailly, che poi subisce anche fallo, potenziale occasione del Barisardo che si è visto più volte in avanti rispetto a Carbonia. 7 minuti sul cronometro. Brailly, centralmente Kidichimo a giocare da play. Alcaraz che parte da dietro il Carbonia. Wojcik, ancora Alcaraz. Brailly, la pressione adesso di Sacco, ancora Brailly, gioca corto il Carbonia, questa volta a lungo invece verso Pitanza all'1 contro 1.
fine arriva Fredrik, di testa che di Chimo, si gira e la palla è imbucata 2 volte, posizione regolare da parte di Cordoba che calcia col sinistro e viene murato. Sacco, fallo, non viene concesso il vantaggio. Allora, calcio di punizione con possesso sempre per i padroni di casa. E Kaddafi, Sacco, centrocampo, si gira, movimento sulla destra di TS che viene servito, è libero, può scegliere cosa fare, allarga invece da Castaldi che pensa al cross, alla fine all'indietro. Camarà non ha lo spazio per trovare la conclusione, l'imbucata di Castaldi in posizione irregolare, giudicata dal primo assistente dell'arbitro Acciaro. Allora fuori gioco il primo. Alcaraz preferisce andare lungo in questo momento, pittanza di testa prima di lui Sanchez, arriva El Khattabi da dietro, Muggiano riparte da dietro, Fredrik, Sacco, Petit, Sanchez, lancio in avanti, Castaldi, attaccato bene da Carta, Castaldi arriva da doppio anche di Cordoba, Castaldi in mezzo a 2 senza fallo, qui è bravo Cordoba a colpire la sfera. Chi Chimo all'indietro, Wojcik, Chi Chimo si abbassa per impostare, Brelli, palla centrale, Porcheddu, alla fine il fallo molto duro, arriva il primo cartellino giallo ai danni di Sanchez, rimane a terra invece Romanazzo. Giallo che arriva all'11° minuto in corso del primo tempo, con risultato ancora di 0-0. Si riparte, uno schema, palla sulla sinistra, cercare Carta vicino alla bandierina, non riesce però a mantenere il pallone in campo, poteva fare qualcosa in più, chiede scusa al compagno, si riparte da Daga, possesso lungo e alto del Barisardo. Fredrik all'indietro, ancora Petit, Sanchez, Camarà, l'1-2, la pressione, occhio a Petit, costretto a spedirla in tribuna, rimessa laterale nella corsia alta di sinistra per il Carbonia, con Carta che va a battere. Romanazzo si gira col sinistro, palla in mezzo, esterno della rete, nessun pericolo per Daga, cerca anche di farsi vedere davanti il Carbonia di Ollargio, linea alta, infatti Daga chiama la squadra di salire. Palla lunga a cercare Bitte, alla fine Sacco, lotta a centrocampo, vince Chi Chimo, palla in avanti, fuori gioco.
botte di Romanazzo, giudicato irregolare dal secondo assistente dell'arbitro. Partita molto lenta, con tanti duelli a centrocampo soprattutto. Il primo cartellino è arrivato al 10° minuto a Sanchez, che tocca adesso il pallone all'indietro. Daga centralmente, il Khattavi rischia ancora Daga nella pressione da parte di Porcheddu. Sarà rimessa dal fondo, ma qui adesso il Barisardo rischia nel dover gestire da dietro. Non devono buttare una palla. Castaldi, anticipato da Carta bene, gioca all'indietro, Wojcik. Il Khattavi, Muggiano, Sacco, doveva mandare in corsa Fredrik, troppo lunga la sfera. Cocco, Kidikimo, Brelli, Alcaraz, Wojcik, ancora all'indietro per Alcaraz. Cambia lato, recupera palla il Barisardo col Sacco, che adesso può sfruttare la velocità. Viene chiuso senza fallo secondo l'arbitro. Rimessa per Cocco, che la batte subito. Brelli, Alcaraz, Wojcik, Kidikimo, attaccato da dietro da Bitep, che riesce addirittura a strappare la sfera dai piedi del 4. L'ultimo tocco, secondo l'assistente, è di Bitep. Abbiamo visto diversamente dalla nostra postazione. Rimessa laterale per Carta. Colpo di testa, Cordoba allontana Petit, adesso Bitte, ancora Bitte contro Wojcik. Chies lascia sfilare e ragiona su come poterla mettere in movimento. Castaldi, sempre uno contro uno con Carta, che lo lascia a spalle alla porta. Camara 1-2 che non funziona perché Wojcik protegge palla e si guadagna la rimessa dal fondo. Ne approfitta per accettare le condizioni Romanazzo, che ha subito un brutto colpo con Sanchez. 17° minuto, 0-0 al comunale di Cicillai di Barisardo. Palla in avanti, la tocca Porcheddu, che va da solo, viene chiuso, arriva in sovrapposizione Carta. Porcheddu mantiene il possesso con fallo, viene attaccato addirittura da 3 giocatori. Del calcio di punizione da una posizione invitante. Porcheddu, Wojcik, Brelli, torna all'indietro Alcaraz. Sacco lo vede in difficoltà, ne approfitta per attaccarlo. Kidikimo, palla in avanti, azione e poi Fredrik. Alla fine l'ultimo tocco è di Muggiano, sarà rimessa per Cocco. Kidikimo allarga sulla destra, Cordoba, fallo ai danni anzi di Pitanza. Altro calcio di punizione.
Contatti molto duri tra le due squadre. Ultimo uomo Cocco, accompagnato da Carta che si avvicina al lato destro, vicino alla panchina del Barisardo. Rischio dell'arbitro, palla al centro, cerca il colpo di testa di Wojcik, anticipato bene e poi Daga lascia sfilare, non riesce a controllare la sfera. Sarà calcio d'angolo, il primo di questa partita, al 19° minuto a favore del Carbonia. Porcheddu dalla bandierina. Col sinistro, il colpo di testa a liberare bene da parte di El Khattabi. Non è finita perché dall'altra parte ci prova Romanazzo che la mette ancora al centro e poi Sacco a liberare. Muggianu, il tocco, altro fischio, altro calcio di punizione, altro contatto. Poche occasioni da gol in 20 minuti. Si lamenta anche il pubblico, forse per qualche ritardo. Petit. El Khattabi, Sanchez, ancora Petit. Movimento di Castaldi, Petit che va a cercare TS, stop, viene chiuso da Cordova. Movimento di Camarà, chiamato Bitep, ancora Camarà, rimane a terra il giocatore del Carbonia. Romanazzo col sinistro a cercare una deviazione di TS, non la trova, quindi sarà possesso per i padroni di casa. TS, Bitte, anticipato da Wojcik, poi Cordova. Ora sì che trova l'ultima deviazione di Bitte e si guadagna anche il possesso. Con calma a battere Carta. Altra chiusura di Camarà. Carta, spizzata di Pittanza, rimane sempre lì il Carbonia, avanza di qualche metro. Porcheddu, Chidikimo, Cordova si accentra, non può cercare la conclusione, trova spazio, invece da lì Dore che si guadagna un calcio di punizione importantissimo, una posizione invitante. Vuole batterla lui stessa, litiga forse con Romanazzo. Infatti posizione il pallone il numero 11. Si partirà al fischio dell'arbitro Cozzolino. Dai 20 metri ci prova Dore, accompagnato da Porcheddu col sinistro. Quella forse è più una posizione da mancino. Posizione alla barriera Daga. Manca solo il fischio di Cozzolino. Che arriva adesso
Bandore, barriera piena, ci riprova col sinistro, deviazione, chiedono un tocco di mano i calciatori del Carbonia, sarà calcio d'angolo il secondo consecutivo e qui è difficile. Si posso rivedere forse dalle immagini, sarà comunque calcio d'angolo. Romanazzo col destro a rientrare. Nel cuore dell'area di rigore ha cercato il colpo di testa Brilli, palla che finisce fuori, si dispera anche il numero 5. Sanchez alza il pallone verso TS che col petto la serve a Camara, di testa è bravo ad arrivare all'1-2 con TS. Frederick cambiò lato, allora Sacco già non preferisce aspettare, BTA ha toccato pochi palloni. Wojcik, il lungo, TS è bravo a chiudere. Castaldi, centrocampo, è il Kattabi che la alza verso Camara che litiga con il pallone, quasi non lo vede, allora in ritardo non riesce ad evitare la rimessa laterale, guadagnata dal Carbonia. Cooling break. Allora noi ci fermiamo per una piccola pausa. Cooling break che termina in questo momento, siamo al 27esimo minuto, entrati in questo momento. 0-0 tra Barisardo e Carbonia, non ci sono state grandissime occasioni, tranne il calcio di punizione calciato da Daga 2 volte, chiedevano anche un tocco di mano i giocatori del Carbonia. Il secondo Cozzolino non c'è stato, allora si riparte da dove il Barisardo attaccava, e cioè sulla corsia di destra. Il possesso però che favorisce gli ospiti. Carta con le mani, rimane alta la linea del Barisardo, Carta guadagna qualche metro, si parte al fischio di Cozzolino. TS, palla in tribuna, calciato direttamente da Brilli, brivido, è stato anche colpito un bambino. Si riprende però a giocare. Cambio fallo, si scaldano gli animi al comunale Circillai di Barisardo. Carta, TS di testa, Wojcik a liberare la corsa di Daga, 1 contro 1, è bravo Frederick all'indietro per Daga, 1-2, parte subito, attaccato da Pitanza, Mucianu, c'è Sacco, c'è anche Bitep, vista la corsa e non riesce a mantenere il pallone in campo. Partita abbastanza noiosa. Cocco con le mani, la prima partita in casa del Barisardo in eccellenza dopo 19 anni. Daga, liberare questo pallone per Romanazzo che alza la gamba. Nessun problema per il Barisardo che con Castaldi prova a metterla in mezzo secondo palo Bite, palla troppo lunga, Alcaraz. Sanchez, Castaldi contro Carta, spalla contro spalla, nessun contatto esagerato.
fine il possesso è sempre per il Carbonia, sempre nella stessa posizione. Yes, di testa, Camara stessa cosa, Castaldi al duello, fine raccoglie palla, Cordova, progressione centrale, Porcheddu, Cocco, c'è spazio sulla destra per ragionare e ripartire da dietro. Lancio lungo in posizione regolare, attenzione, il pallone per Romanazzo, alla fine si alza la bandierina del secondo assistente. Da rivedere forse questa posizione che forse poteva anche essere giudicata regolare, ovviamente è questione anche di centimetri se non millimetri, non esiste VAR, non esistono replay. Parte dunque il Barissardo che rischia con Daga, palla dentro e fuori il tentativo di Porcheddu, che occasione che si è mangiato il Carbonia, ma anche il Barissardo deve stare attento. Clamoroso, incredibile quello che è successo al 31esimo minuto, se l'è mangiato Porcheddu, lui che è sinistro, che è mancino, ha calciato con il destro, ha smorzato su questa sfera e non è riuscito a trovare i pali. Camara a centrocampo, adesso vediamo se questo può essere servito al Barissardo per attaccare dall'altra parte. Mugianu, palla dentro, Bitep, stop, litiga col pallone, ma c'è fallo anche ai danni di Alcaraz che si fa male, arriva subito lo staff tecnico, si infuoca il Cincillai in questo momento. Occasioni sia da una parte che dall'altra. Bitep che non è riuscito a controllare bene al primo stop, col secondo tocco se l'è allungata troppo, Alcaraz è stato colpito allo stomaco. Negli altri campi siamo in ritardo di 7 minuti. Alcaraz si rialza e applauso per il gesto di fair play, aggiornando anche gli altri risultati. Il Bosa che sta vincendo contro la Villa Cidrese e pareggio del Villa Simius con la Ferrini. Occhio a questo pallone in avanti, raccolto da Daga, servito per Frederick. Camara, palla centrale, viene chiuso dagli avversari, esagera ma alla fine con un po' di fortuna riesce ad uscire. Alla fine lo scarico su Frederick che cambia lato bene da TS, non riesce però a stoppare. Ancora carta, Sanchez di testa liberale, Porcheddu stessa cosa, poi alla fine il pallone è buono in posizione regolare il Romanazzo, 1 contro 1 con Sanchez che è già ammonito, subisce anche il fallo, è bravo con il corpo a difendere. Visto Mugianu in profondità, Cocco prima di lui, male, arriva però Daga con una finta, manda al bar Sacco, poi l'imbucata, Romanazzo fuori gioco, era arrivato però Daga in anticipo. Yes. Mantiene palla, poi esagera, alla fine Cordova, Porcheddu da dietro, Romanazzo attacca il Carbonia,
sulla sinistra, Roma Nazionale, è destro, va sul sinistro, la mette in mezzo, la deviazione e poi alla fine da dietro Carta sul secondo palo. Daga non riesce ad arrivare su questa sfera, la mette in mezzo, secondo palo, Carta di testa a vuoto. Ties, stessa cosa per il numero 2 che poi allontana dalle parti di Bité, il pallone che però è uscito, sarà rimessa per il Carbonia. Romanazzo dentro per Pitanza che viene chiuso, allora Daga tranquillamente, Muggiano viene lanciato, si allungano un po' le squadre, Friedrich il Cattari, poi Camarà, ancora il Cattari, Sanchez all'1-2, ragione il Cattari, c'è spazio per TS, Camarà non viene visto il numero 2, ancora il Cattari, passa in mezzo a 2 e poi alla fine serve il compagno Petit che col sinistro, la ricerca di Bité, anticipato da Brelli, al duello Sacco, vince Daga. Occhio a questa imbucata, bravissimo Brelli, cocco di testa, Daga, stop, sombrero su Sacco, fallo, calcio di punizione. Wojcik, Alcaraz, Brelli, ancora per il proprio portiere, all'indietro, palla centrale alla ricerca di Cordoba, Porcheddu che si è mangiato il gol dell'1-0, ancora Porcheddu passa, c'è spazio sulla sinistra, Carta viene visto, Porcheddu altro errore e poi TS allontana alle parti di Wojcik, vediamo se riesce a stoppare, sì lo fa bene, arriva però Bité che si guadagna la rimessa, c'era in sovrapposizione Castaldi e allora TS con le mani, Camarà è troppo vicino, allora Castaldi contro Carta, sempre spalla alla porta, adesso Camarà, arriva il raddoppio, 1-2 con TS, Camarà non riesce a stoppare. Andre, senza fretta, Andre. Sono passati 38 minuti, in vantaggio anche il Ghilarza e il Sant'Elena. Chidikimo in profondità verso Pitanza, alla fine il pallone viene recuperato dal Balisardo, il Cattari, Camara 1-2 e poi Friedrich sulla sinistra, Muggiano chiama palla, viene servito, stop, 1 contro 1 con Cocco, va sul destro, poi torna all'indietro, Friedrich, ancora Muggiano, 1 contro 1 sempre con Cocco, sovrapposizione, Friedrich in aria, Friedrich la mette in mezzo, Brelli riesce a chiudere, la gioca anche corto il Carbonia per uscire da questa situazione, ci riesce, alla fine Pitanza non mantiene il pallone in campo, sì. Con Sanchez che raccoglie, occhio a Daga, se ne libera subito, TS c'è spazio adesso per avanzare, Bité in corsa, male TS, pallone in verticale, raccoglie Wojcik, Chidikimo, Romanazzo, Porcheddu tutto di prima, Chidikimo sulla sinistra, Cordoba, fuori gioco.
sempre 0-0 quando siamo dentro il 39esimo minuto. Mancano 6 minuti più recupero, c'è stato anche il cooling break al 25esimo. Riparte Sanchez da Daga. Frederick. Muggiano. Preferisce far sbattere la sfera sulla schiena di Pittanza e guadagnarsi la rimessa che andrà a battere Frederick. Riparte da dietro Petit. Camara. Destro in avanti a cercare Castaldi, buono il movimento, il colpo di testa di Wojcik. Vediamo se Bittet preferisce il calcio angolo, no, perché mantiene il pallone in campo. Si gira. È destro, serve Camara che può metterla in mezzo, preferisce scaricare al centro il Kattari, guarda la porta e calcia, viene murato. E poi c'è fallo ai danni di Chimo. Calcio di punizione, 2 giocatori a terra del Carbonia. Entra anche lo staff medico. Diverse interruzioni in questo primo tempo. Vediamo però di quanto sarà lungo il recupero. Barisardo 0, Carbonia 0. Negli altri campi il Ghilarza è passato in vantaggio col San Teodoro Portorotondo, l'Iglesias che perde in casa contro il Sant'Elena, il Bosa vince a Villa Cidro e il Villa Simius ha pareggiato in casa contro la Ferrini da poco, ma manca ancora tanto. Oggiano, messa laterale per il Barisardo. Il Kattari. Castaldi anticipato bene da Cordoba, rimessa laterale in zona offensiva per i padroni di casa. Ties con le mani, movimento di Camara, forse non si è ben capito, alla fine recupera il disimpegno Orcheddu. Daga. Sanchez ha ricevuto da Petit, movimento di Ties, Camara viene preferito, ancora Sanchez. Petit. Il Kaddafi sbaglia Porcheddu, recupera questo pallone, può andare all'uno contro uno, calcia col sinistro, esagerata il tentativo di Porcheddu. Frederick. El Khattabi, movimento di Castaldi, preferisce Camara vicino. Sanchez. El Khattabi, attaccato fallosamente secondo l'arbitro. Chimo. Arriva un cartellino giallo per l'allenatore Maurizio Largiu. Proteste dalla panchina ospite. Due minuti più recupero. Che si presume intenso, viste le interruzioni precedenti. Frederick alza per Bittet, colpo di testa all'indietro Alcaraz, fuori gioco però. C'è la posizione irregolare di Bittet. Alcaraz, Wojcik,
carta all'indietro ancora per Wojcik. Alcaraz. Castaldi, serve Kidikimo, movimenti del Carbonia, Cordova lascia passare Porchedu, è buono questo passaggio in verticale, alla fine Kidikimo all'indietro, Wojcik, sempre verso il numero 4, Brahili, Kidikimo, centralmente, Porchedu, allarga verso Carta, 1 contro 1 con Castaldi, Carta a mandare in sovrapposizione Romanazzo, raccoglie Sanchez che poi lancia Kidikimo col petto a stoppare, si guarda dietro, arriva Bitep, poi anche Cordoba ad aiutare, Wojcik, Brahili, Cordoba 1-2, ancora Wojcik. Possesso lungo e preciso soprattutto, a 2 tocchi del Carbonia. Porchedu, sinistra in avanti, Daga, con facilità. Frederick. Sanchez. El Khattabi. Ties. Frederick. Sale, scivolata e arriva il secondo cartellino questa volta ai danni di Pitanza. Calcio di punizione che andrà a battere lo stesso Frederick. Si batterà con il fischio di Cozzolino in questo momento. Frederick, primo palo, Cordova col petto, può ripartire un contropiede della Carbonia, palla verso Romanazzo, raccoglie Sanchez e sinistra in avanti, Pitanza, Cordova male verso il proprio compagno Porchedu. Non conosciamo l'entità del recupero, quindi aspettiamo solamente il fischio finale del primo tempo che arriva in questo momento. Finisce così 0-0 il primo tempo tra Barisardo e Carbonia. Noi ci prendiamo una pausa e poi torneremo nel racconto del secondo tempo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede.
mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta. E due, sì. Parte il ricordo che la curva alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della curva. Fuori in piedi, Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città.
Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Linea di rigore basso da Palermo. Mendes verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya. Ancora Dumbuya per la rovesciata. Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi. Il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tutto col portiere Cascero. Il Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione Pilloni. Si va da Calarco. Calarco! Solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non fa una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Il Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta! E l'1-0 di Giuri Senesi. Lufumbo, entra in area di rigore Lufumbo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta Aloia! Con il muro vincente! Ed eccola qua, la festa! E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A! Ben ritrovati amici di Directa Sport, in diretta dal comunale di Circillai per seguire il secondo tempo tra Barisardo e Carbonia. È iniziato in questo momento 0-0 nei primi 45 minuti, una grandissima occasione del Carbonia con Porchetto a porta vuota, palla che è finita però fuori. Primo movimento invece questa volta dato dagli ospiti subito in avanti nel primo contatto con Petit e Cordova. TS sale subito il Barisardo, c'è stato un cambio nella formazione di casa. È entrato nel Barisardo Miki Cadi, numero 13, bisogna vedere dal posto di chi. È rimasto intanto a terra TS, ne approfittiamo dunque di una mini pausa. È uscito Fredrik. Ed è entrato con il numero 13 Miki Cadi. Un cambio dunque offensivo.
per Bonomi. Ripresa del fatto numero 13 Viticani al posto del numero 3 Fredrik. Si è dunque abbassato il numero 13 per far alzare poi la posizione di Muggianu. Si rialza TS zoppicando. Problemi fisici per il numero 2 del Barisardo. Si riparte dunque con è uscito anche TS ed è entrato lui. Raccoglie Alcaraz. C'è un piccolo problema, un'interruzione di 2 minuti e tra poco torniamo. Siamo tornati, abbiamo risolto subito il piccolo problema. Allargati! Palla all'indietro, Daga. Lui. Sacco. Sanchez. Kidikimo. Gioca all'indietro, Alcaraz. È uscito Castaldi, non Fabri. Alcaraz. Si riesce bene a recuperare palla a Bitte, che poi allarga Camara, c'è spazio, prende la conclusione, preferisce l'imbucata verso Muggianu. Michicadi va sul sinistro, Michicadi la mette in mezzo bassa, viene chiuso, alla fine allontana Daga in rimessa laterale. Vuole battere veloce Sanchez. Fredrik 1-2 con Muggianu, ancora Fredrik. Sacco, interviene Porcheddu, buono con l'apertura col sinistro verso lui. Castaldi, senza fallo, recupera palla il Carbonia. Col sinistro Daga dalla parte di Romanazzo che stoppa 1 contro 1, palla al centro, Porcheddu a vuoto.
Non è giornata per il numero 10. Wojcik. Camara di testa. Brailly. Wojcik. Carta ancora da Wojcik. È uscito il Kattabi al posto di Michikadi. Abbiamo avuto anche un errore. Bravo! Michikadi a lottare. Wojcik. Alcaraz. Centrale sbaglia, recupera Mugianu che vede la porta libera. Mugianu! Arriva il primo gol del Barisardo in casa. 8 minuti di gioco, 1-0 per il Barisardo. Errore da una parte con Porchedu che nel primo tempo ha sbagliato, errore dall'altra, ne approfitta Mugianu che vede la porta libera e segna l'1-0. Avanti il Barisardo, che esordio in questa eccellenza. Si riparte, Pitanza per Porchedu che vuole andare subito in avanti, carta di testa, allunga il pallone verso Cordova, chiuso da lui il raddoppio di Sanchez, allora dall'altra parte Camara, c'è spazio a sinistra, dalle parti di Michikadi, si alza il baricentro adesso, Fredrik, Michikadi sulla sinistra, arriva la sovrapposizione, Michikadi litiga col pallone e poi alla fine viene giudicato un fallo. Cocco all'indietro, Brailly per Wojcik, 1-2. Petit centralmente, litiga con Porchedu, fallo di Brailly. Pitanza deve accelerare. Calcio di punizione. Chidichino a battere, chiede la distanza, va Chidichino, primo palo, testa di Sacco, alla fine il sinistro di Diaga, murato da Camara. Colpo di testa di Wojcik, poi quello di Pitanza da allungare, allontana Fredrik. Pittep, ancora Camara, duelli a centrocampo, in scivolata Sacco sul pallone, Michikadi può andare in avanti sulla sinistra, Michikadi allarga per Sacco, sovrapposizione, palla centrale, Bitte, Camara, lui, c'è vantaggio, Castaldi, Camara, ancora verso Castaldi, adesso la gira con calma il Barisardo all'indietro, Sanchez, Daga, destro verso Michikadi, palla buona, bello il passaggio centralmente, Bitep, scivolata di Cocco, ancora Michikadi a mantenere il possesso, Fredrik, 1-2 con Mugianu, gira all'indietro, Petit, lui, passa il numero 17,
Castaldi sulla destra, 1 contro 1, palla all'indietro, Cammarà, guarda, calcia, fuori. Adesso attacca il Barisardo, prende fiducia. Wojcik, Kidi Kimo, ancora Wojcik, centralmente Brailly, Porchetto, Daga passa, non 2 volte perché arriva la copertura in calcio d'angolo, il terzo di questa partita. Porchetto a battere dalla bandierina, col sinistro a rientrare, va Porchetto, primo palo, il tacco e la palla passa, calcio di rigore per il Carbonia, giallo per Sacco, anzi chiedo scusa, per Petit. Forse un tocco di mano, bisogna capire cosa è successo all'interno dell'area di rigore. Sicuramente il tiro dagli 11 metri viene confermato dall'arbitro Cozzolino. Adesso è 1 contro 1. Porcheddu dal dischetto per riscattarsi dall'errore del primo tempo contro Daga. Anzi, alla fine non calcia il numero 10. È Pitanza a battere dagli 11 metri. Col mancino contro Daga. Fischia Cozzolino. Va Pitanza che spiazza Daga, pareggiato il Carbonia, 1-1. Quindicesimo minuto del secondo tempo, ha pareggiato contro il Carbonia dagli 11 metri con Pitanza. Partita abbastanza combattuta nel primo tempo, il secondo ha completamente cambiato verso, perché è subito 1-1, si riparte Sacco, anticipato Castaldi da Wojcik, Brelli, Wojcik gioca all'indietro, Alcaraz preferisce con tanto rischio uscirne a palla a terra. Kidi Kimo all'1-2 con Cocco, calcio di punizione, fallo di Sacco. Si lamenta anche il pubblico di Barisardo. Palla lunga verso Cordoba, ha raccolto Daga. Erroraccio qui di Petit, il tentativo di conclusione altissimo da parte del numero 11 Dore. Sanchez, Camara centralmente, riesce ad uscirne lui, la palla che esce, rimessa per il Carbonia.
Carta, Cordoba, Uggiano, Camarà alza questo pallone, Betip, posizione irregolare Bitter. Ancora non lo cambia. Dai! Forza Parisardo! Chi di Chimo? Daga centralmente, occhio a questo pallone per Vitanza. Autore dell'1-1, posizione irregolare, fuori gioco. Miki Cadi. Finta. Si accentra, poi sbaglia il tocco. Arriva Cordoba a anticipare Camarà. Rimessa laterale. Frederick con le mani. Daga, lui attaccato, riesce a passare il 17 due volte, alla fine Castaldi perde palla. Chi di Chimo l'imbucata verso Pitanza, troppo lungo, ma c'era fuori gioco, si è alzata la bandierina. Camara, lungo per Castaldi, Wojcik all'1 contro 1, Castaldi riesce a passare, Castaldi da solo, calcio d'angolo no, rimessa dal fondo. Mini colloquio tra l'arbitro e Wojcik, in modo da evitare scontri tra avversari. Il fischio di Cozzolino. Alcaraz con calma, con tranquillità, va a lungo. Da Porcheddu, l'anticipo di Sanchez, poi Brelli, è buona questa palla. Daga riesce a raccoglierla, è arrivato prima Romanazzo. Sanchez, lui, Camara, dall'altra parte Miki Cadi, liberissimo, Sacco, alza la testa, lo vede e lo serve. Miki Cadi, quando era l'1 contro 1 è bravo anche nel dribbling. Miki Cadi sul destro, si ferma, poi serve Frederick che la mette in mezzo, bassa il colpo e la testa di Vite, torna avanti il Barisardo, 2-1, 20 minuti sul cronometro. Ancora avanti il Barisardo al 20° minuto del secondo tempo. Bitte, l'azione che si era sviluppata con Sacco che ha visto liberissimo Miki Cadi sulla sinistra. In sovrapposizione si è aggiunto Frederick come al solito, la messa in mezzo, qualche deviazione ha permesso a Bitte di colpire il pallone con la testa e di metterlo tra i pali di Alcaraz. 2-1 per il Barisardo che torna avanti. È successo di tutto in pochissimi minuti. Prima il vantaggio di Muggiano, poi il pareggio di Pitanza e adesso avanti i padroni di casa. Si riparte. Porcheddu. Pitanza viene fermato, fallo, calcio di punizione, è cambiata la partita nel secondo tempo. Viene richiamato lo staff tecnico. Rimane a terra Sanchez. Accettarsi anche delle condizioni del numero 5 che ricordiamo essere ammonito al 15° del primo tempo.
Ne approfittano anche i giocatori del Balisardo per un mini cooling break. Si è rialzato Sanchez, che da regolamento esce dal campo. Si riparte, Sacco, subito in movimento Muggiano, che lascia sfilare, non per sua volontà, Miki Cadi. All'indietro Petit. Miki Cadi che ha cambiato un po' le sorti anche di questo secondo tempo. Lui 1-2 di Camara con Castaldi, che non riesce, sì, invece ad arrivare sulla sfera, la mette in mezzo, secondo palo, Miki Cadi, anticipato da Cocco, e adesso il Balisardo attacca a pieno organico. Calcio d'angolo, battuto subito, Muggiano, palla in mezzo, secondo palo, Castaldi la rimette, altro calcio d'angolo. Secondo consecutivo. Calcio d'angolo, palla in mezzo, secondo palo, ci arriva Petit, forse disturbato anche da Cozzolino. Cocco trova l'ultima deviazione, ma è rimesso laterale, il Balisardo può rimanere lì davanti. Manca metà del secondo tempo, alla fine di questo match 2-1 per il Balisardo. Pitanza, attaccato da Sacco, si gira Pitanza con fallo, calcio di punizione. Brelli, Wojcik in avanti, cercare Romanazzo, Romanazzo passa senza fallo, va sul fondo, Romanazzo, Pitanza, vuoto, arriva dall'altra parte, Daga, la parata sul tentativo di Dore e si mette le mani in testa, riparte subito il Balisardo dall'altra parte, Miki Cadi con tunnel, Daga arriva da dietro, fallo di Miki Cadi, calcio di punizione già battuto. Muggiano, Fredic, Petit, la gira, dall'altra parte c'è spazio, infatti si va da lui. Castaldi, Camara, chiuso, arriva Bittet, vantaggio, occhio a Pitanza, irregolarmente, la posizione, irregolare. È rimasto anche a terra un giocatore del Carbonia, si è fatto parecchio male.
iniziale occasione con l'esterno della rete abbiamo avuto qualche problema di audio durante il match. Adesso il pallone che viene lanciato in avanti, Miki Kadi riesce a passare ancora Miki Kadi sulla sinistra. Luciano destra in mezzo, Sobite la posizione in fuorigioco. Il pallone lanciato in avanti verso Carta in area di rigore, Carta dall'altra parte, Daga dietro, Pitanza calcia, Murato arriva poi da dietro, altissima Cordova che non c'entra i pali e la palla finisce fuori. Sacco si lamenta forse il pubblico perché mantiene troppo palla. Lloyd l'abbiamo provato in camera. È qualcosa che è passato che non abbiamo provato. altro tentativo sulla sinistra. Carbonia che non riesce a passare. Sanchez con fallo, calcio di punizione. Ci scusiamo anche per l'intervento tecnico dovuto a un problema di audio. Petit. Palla lunga, Muggiano col tacco verso Miki Kadi, adesso crampi per un giocatore del Carbonia. Crampi dovuti ai duri contrasti di gioco. È stato anche un cambio nel Carbonia. È entrato anche Lambroni nel Carbonia al posto di Romanazzo. Carta, Lambroni con la spalla. Poi è entrato Lambroni al posto di Romanazzo. Alla fine Federic. Sacco. Centrale, Miki Kadi. Petit. Allarga sulla destra a lui. Castaldi, 1 contro 1 con Carta. Supera Cordova, poi palla centrale, Camarà. Sulla destra, Muggiano. Sacco. Verticalmente, Miki Kadi la tocca. Vitep va sul destro e poi manata in faccia, viene giudicata regolare. Secondo l'arbitro alla fine Camarà. Lambroni
destro in avanti, la palla verso Daga, in posizione regolarissima, si alza la bandierina invece. Altri crampi. Per Prelli. Vediamo se arriva il cambio. Però a terra Bitter. Ci sono altri cambi per il Carbonia. Entra il numero 20. Entra Falletto ed esce Brailly. E questo è l'unico cambio del Carbonia al momento. Siamo al 42esimo minuto, 3 minuti più recupero alla fine del match. 2-1 Barissardo. Falletto ed esce il numero 5 Brady. Viene allontanata dai propri compagni di squadra, sarà rimessa laterale per il Carbonia che deve velocizzare per rimettere a posto le cose. Si avvicinano i due. Capitan Daga e Miki Cadi a colloquio con l'arbitro. Intanto la Ferrini ha pareggiato con Villa Simius e Bosa che vince 2-1, la Villa Citrese, la Talos, la figlia di tutti. L'unica a reti violate per adesso è Calangiano Silva Maddalena, 0-0. Palla che viene giocata dietro. Falletto, Wojcik in avanti a cercare carta, viene pescato, allora lui con le mani. Petti, rischiando alza questo pallone, Fredrik lo mette giù, parte da solo, poi allarga verso Castaldi, la palla arriva dal numero 11, Castaldi, secondo la Miki Cadi, li aspetta Castaldi, palla morbida, Miki Cadi, la rovesciata di Vitero, Muggiano, Sacco, palla centrale, Miki Cadi lascia passare, chiede un fallo, Cozzolino che non fischia, poi Sacco, riceve una pallonata in faccia, con gli ultimi sforzi Barissardo, 20 secondi più recupero. Sono 7 minuti di recupero. 7 minuti. Wojcik. Chitichimo in avanti a cercare Pitanza, viene chiuso da Fredrik, arriva Muggiano. Falletto. Ancora Muggiano, Camarà,
Sacco con calma la gioca su Petit, esterna a trovare lui sulla destra, a terra Bitev non ce la fa più, deve dare gli ultimi sforzi però. Castaldi sulla destra è chiuso da Carta, arriva adesso il tocco di mano secondo l'arbitro da parte di lui, sarà calcio di punizione. La batte subito. Chi di Chimo? Palletto. Miro, vai dentro, Miro. Chimo. Palla in avanti, Bruciano. Interviene. Bitev non ce la fa più, Camarà allarga. Michiccati, 1 contro 1 con Palletto. Michiccati. Va sul destro, la mette in mezzo, primo palo, colpo di testa da allungare, la porta facile di Alcaraz. Trova centralmente Porcheddu. Daga. Solo! Mamma, fallo passare! Ancora Daga. Passa, stacco con fallo. Bitev con gli ultimi sforzi. Giganti. Nicola Giganti. Altri crampi. Stavolta per Sanchez. Palla verso Michicadi sulla sinistra, stop, sombrero su Giganti, poi falletto, lascia la rimessa a Fredrik con calma. Michicadi la appoggia l'1-2 con Fredrik in area di rigore, la mette in mezzo al rimorchio, non c'è nessuno. Camarà col tacco, Michicadi destro, deciso non con potenza. E ora Alcaraz, parata facile. Cordova, fallo, deve battere subito. La difesa è troppo bassa però del Carbonia, mancano pochissimi minuti. Ne sono passati 3, ne mancano 4. Alcaraz, palla lunga, cercare l'altezza di Pitanza, anticipata da Petit, poi Cordova con la punta, Pitanza, cercare i movimenti in fuorigioco di Lambroni. Daga a battere verso Michicadi, messa laterale ancora per il Barisardo. Fredrik, Muggiano, 1-2, altra rimessa. La disperazione del Carbonia che esordisce qui sul campo del Barisardo, che con questo arriverebbe a quota 6 punti, con la vittoria bossa di 2-1. Michicadi lascia passare col corpo, poi alla fine il campo finisce e dunque sarà rimessa dal fondo, già battuta da Alcaraz. Wojcik, Cordova, Daga, già in pressione, Wojcik, Chi Chimo, falletto, destro in avanti, lunghissimo, per parte di Carta, scavalcato lui, Carta sulla sinistra, una palla a Porcheddu, servito e chiuso. Castaldi, posizione irregolare, perfetta.
con la bandierina, c'è cambio il Carbonia. Esce il numero 7 Cordova ed entra il numero 21 Lecca. Nel tentativo di questi ultimi 2 minuti di partita. Esce il numero 7 Cordova ed entra il numero 21 Lecca. Alcaraz in avanti, tutti nella metà campo del Barisardo. Di testa Camarà, Porchetu, anche lui alla fine alza un campanile. Vite con fallo. Malatera Camarà viene aiutato con fair play da Kidikimo. Vieni qua. Daga messa in mezzo, Pitanza, non ci arriva nessuno, c'è fallo in attacco. Daga a battere. Miki Cadi, cercato e trovato. Tutta la corsa Miki Cadi che fa subito che si lamenta. Giganti. Daga. Primo in classifica, da solo, aspettando anche i risultati delle altre partite. Il Carbonia inizia l'esordio in questa stagione tutta la diretta da campo comunale di Barisardo. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Luca Tocco. Grazie.